Allora, siamo a dire no all'Ovovia, un'opera incompatibile con la città di Trieste, ma soprattutto un'opera impattante. A dirlo non siamo soltanto noi del Movimento 5 Stelle, ma sono tantissimi cittadini e cittadine che oggi sono qua in piazza a protestare contro quest'opera che non piace e che è inutile anche dal punto di vista pratico. A dire no sono intervenuti anche tanti esperti, soprattutto è intervenuto il servizio di biodiversità della regione che ha ritenuto quest'opera probabilmente incompatibile e impattante con la possibilità che possa soprattutto compromettere l'habitat della comunità circostante. Ma a dire no a quest'opera è intervenuto soprattutto il PNRR. Infatti sono stati tolti 40 milioni destinati a quest'opera e voglio ricordare che le opere del PNRR vengono finanziate sulla base del principio di non ledere all'ambiente circostante, di non creare un danno, ed è il motivo per cui sono stati tolti questi fondi. Quindi da parte nostra continueremo a dire no a quest'opera e ci auguriamo che a seguito di questo importante evento l'amministrazione di centrodestra faccia un passo indietro.